Euroregione News. Siamo al Bella Italia Dolomiti insieme a Fausto Scotti. Fausto Scotti è il commissario tecnico della nazionale italiana di ciclocross ed è l'organizzatore di questo grande evento. La seconda tappa del Giro d'Italia di ciclocross si svolge all'interno del nostro villaggio. Fausto, come ci siamo conosciuti e come ci è venuta questa idea? Perché tutti dicono che questo villaggio ha una grande potenzialità. Oggi è l'espressione della nostra potenzialità, perché siamo riusciti insieme a progettare un evento che è personalizzato e ad hoc per il ciclocross. Sì, intanto è stato bello conoscerci, perché comunque siamo riusciti insieme ad organizzare questo grande evento. È un posto meraviglioso, tutti i partecipanti sono alloggiati in un'unica struttura, è impensabile in un altro posto pensare a un'organizzazione del genere. I ragazzi dormiranno nelle stanze, non dovranno prendere le macchine per 2 giorni e saranno a 10 metri dalla partenza, quindi questo, credo che più di questo non si possa ottenere. Abbiamo ricavato un percorso di 2 km e 600 metri veramente spettacolare da Coppa del Mondo e spero che prima o poi riusciremo a farla una Coppa del Mondo su questo percorso. Discese tecniche, una scalinata che arriva ricavata dalle scale della tribuna del campo sportivo da calcio regolamentare. Nella zona bosco abbiamo fatto una zona molto tecnica dove i ragazzi sono anche costretti in un tratto ad andare a piedi, quindi c'è tutto, abbiamo una struttura meravigliosa, il tempo sta facendo veramente da padrone, si sta dando delle giornate meravigliose. Che dire, siamo in un'oasi veramente eccezionale, un paradiso, e un grazie veramente alla Bella Italia Village e a questo matrimonio che abbiamo fatto, che siamo riusciti a portare tutte queste persone in questo villaggio. Ci sono più di 400 corridori, questi 400 corridori alloggiano all'interno della nostra struttura. Se Linus porta la coperta, voi portate in spalla la bicicletta, andate a dormire con la bicicletta. Gran parte degli atleti, come vedete, che ci passano alle spalle o davanti, vanno e portano sulle biciclette in camera, quindi anche questa è una cosa meravigliosa, no? Che possono anche accedere con le stesse biciclette in camera. 400 atleti, poi considerate che il rapporto ogni atleta è a 2, quindi ci saranno minimo 1200 persone qua intorno a questa manifestazione e poi ecco i media e la TV che poi divulgheranno questa gara anche nelle TV. Abbiamo raccolto un termine che ci ha reso molto orgogliosi. Molti dei corridori sono scesi dalla loro bicicletta dopo le prove e hanno detto che il percorso è un capolavoro. Ma sì, è stato facile comunque tirare su un percorso in questa contropendenza, in questa valle, perché comunque quando si fa un percorso del genere basta mettersi in un punto del percorso e si vede tutta la gara. Credo che una tribuna migliore si può trovare soltanto in un campo di calcio. Siamo in una gara di ciclismo, quindi per gli spettatori c'è anche tanto da vedere, ma non solo, basta affacciarsi dalla stanza dell'hotel e si vedono le gare e si vede anche il percorso, quindi ci sono tutti i vantaggi per poter star bene. Questo ecco è ottimo. La prima tappa è stata a Senigallia. A Senigallia la maglia rosa tra le varie categorie è friulana. Siamo in Friuli Venezia Giulia. Questa è la tappa di Piani di Luzza, Fornia, Voltri, Sappada. La prossima tappa sarà a Lignano Sabbiadoro. Sì, anche Lignano Sabbiadoro, sempre nel contesto della Bella Italia Village. Avremo un altro contesto molto bello, perché comunque si lavorerà dentro una pineta e andremo sulle dune della sabbia, dove gli atleti amano molto la sabbia italo-belga-olandese. Lavoreremo molto su questo tratto, dove sarà spettacolare, e anche lì sarà il grosso vantaggio di stare dentro un villaggio dove arriveranno il giorno prima con le macchine, non si devono spostare e da lì riescono a far tutto. Quindi questo è ottimo, i ragazzi non devono poi la mattina uscire dagli hotel e fare 20 km per raggiungere il campo gara, vivono e dormono là e riescono a stare con un contesto molto rilassato e vivere anche il villaggio. Grazie Fausto, in bocca al lupo e vinca il migliore. Euroregione News.